mattino, mercoledì 6 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci, ci vediamo tra poco con la rassegna stampa. Benissimo, allora cominciamo subito con le notizie delle ultime ore perché c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza di Catania, ci sono stati anche degli arresti per bancarotta fraudolenta, uno dei capi di accusa contestati a 2 imprenditori e a 2 professionisti, sono state sequestrate anche quote societarie, ma vediamo i particolari. Un sistema di scatole cinesi, società che cedevano rami d'azienda per crearne nuove e eludere il fisco per 6 milioni di euro. Accadeva a Catania, il sistema collaudato era stato messo su da 2 imprenditori cinesi e 2 commercialisti, padre e figlio, Natale e Salvatore Strano. Mesi di indagini per scoprire che da anni le 2 società, Oriental World e Chen Chenhua, a Mister Bianco e Catania, erano state messe in liquidazione per debiti di oltre 10 milioni di euro. Dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, le Fiamme Gialle e la Procura hanno scoperto che quelle aziende che vendevano abbigliamento e articoli di ogni genere aprivano e chiudevano per frodare il fisco. In particolare l'azienda, gestita dall'imprenditore cinese Lin Fan, aveva evaso svuotando l'azienda in liquidazione per costituirne un'altra. Secondo gli investigatori, questi passaggi di autoriciclaggio e la bancarotta fraudolenta andavano avanti da tempo. E adesso invece le altre notizie della giornata, intanto andiamo adesso a Palermo, esattamente nel palermitano a Corleone, intimidazioni e minacce, no, non è questo il video, fra poco lo vedremo. La mafia rurale continua a comandare a Corleone, ci sono stati 3 arresti eccellenti, in manette è finito anche il nipote di Totò Riina. Adesso arriva. C'è anche il nipote di Totò Riina tra le persone arrestate nel corso dell'ultimo blitz antimafia coordinato dalla DDA di Palermo. Si tratta di Mario Grizzaffi, 60 anni, figlio di una sorella del capo dei capi morto in cella. Già in passato era stato arrestato per mafia e nel 2019 gli erano stati sequestrati beni per $500 000. Con lui sono finiti in manette anche Mario Gennaro, di 53 anni, e Pietro Maniscalco, di 62 anni. L'inchiesta fa luce sulla mafia arcaica che Corleone sembra ancora resistere anche agli arresti eccellenti. Una mafia legata ai terreni agricoli, fatta di estorsioni, minacce, furti, danneggiamenti di mezzi agricoli e perfino alcuni privati che si rivolgevano in prima persona ai boss per acquistare un terreno. Un controllo rigidissimo del territorio ricostruito punto per punto dalla DDA di Palermo tra il 2017 e il 2023. Uno degli arrestati dell'operazione di oggi, Mario Gennaro, non sapendo di essere intercettato, racconta persino la sua affiliazione al clan con dovizie di particolari. Quando era vivo lui, e il riferimento è a Totò Riina, è venuto a farmi entrare nella società. Io avevo 18 anni, ricorda. Mi bucarono lui e mio zio Lillo. Poi Gennaro racconta la lunga attività criminale con il nipote di Riina, Mario Grizzaffi, e sempre dalle intercettazioni si sente: ha accontentato a tutti quando sono stati in galera. Mario era sempre a disposizione. Mario non ha mai sbagliato né a comportarsi con la gente e né a comportarsi con nessuno. Lorena. Eh sì, lo vediamo, questa notizia ripresa da tutti i giornali, andiamo a leggerla sulla Sicilia. Corleone, da zio Totò a figli e nipoti, così la saga dei Riina non finisce mai, la saga dei Riina continua appunto anche dopo la morte del capo dei capi e 3 arresti per mafia a Corleone lo confermano. C'è sempre un Riina, un parente stretto, in questo caso il nipote, a regnare sulla zona del mandamento storico più sanguinario dei boss di Cosa Nostra. In questo caso parliamo appunto di Mario Grizzaffi. Riina, leggiamo più avanti, in una conversazione con il codetenuto Alberto Lorusso manifestò la piena fiducia riposta nel nipote, che una volta libero avrebbe dovuto curare i suoi interessi immobiliari. In un'ulteriore conversazione captata, Mario Gennaro lo indicava come vertice del mandamento con posizione sovrordinata al fratello Mario, ritenuto il reggente operativo dopo l'arresto del fratello, il quale tra l'altro mandante del furto di un ingente quantitativo di grano ai danni di una dipendente di una cooperativa che da tempo gestiva i beni confiscati alla famiglia Grizzaffi. Parliamo sempre di mafia rurale contrapposta appunto invece alla mafia di città. Sì, restiamo a Palermo perché ci sarebbe una faida per il controllo del territorio, anche del mercato della droga, dietro le sparatorie che sono avvenute nel corso del mese, nell'ultimo mese proprio nel capoluogo siciliano.
C'è una vera e propria faida pronta a salire di livello dietro la sparatoria con feriti di via Montalbo a Palermo, collegata secondo gli inquirenti a tutte le altre sparatorie intimidatorie avvenute in città, soprattutto nel mese di aprile, ma iniziate addirittura a novembre scorso. All'indomani del fermo di 3 presunti responsabili del ferimento di Danilo Vignoti, bersaglio degli aggressori, e di una donna di 67 anni, una passante che si stava recando alla vicina macelleria, le indagini non sono affatto chiuse. Secondo la ricostruzione effettuata grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, Giovanni e Salvatore Gioè di 21 e 20 anni e Rosario Sposito di 35 sarebbero arrivati in pieno mercato a bordo di 2 ciclomotori. Il primo faceva da apripista e avrebbe indicato il bersaglio ai 2 complici sul secondo ciclomotore. La spedizione contro Dignoti era la risposta alla gragnola di colpi, una trentina in tutto, sparati la notte prima con un Kalashnikov contro l'auto e la casa dei fratelli Gioè in via Don Minzoni. Sullo sfondo la crescente violenza delle giovani leve criminali. I colpi di mitra infatti erano già stati usati in altre 2 occasioni contro un deposito di auto da Nolo a Tommaso Natale e contro un ristorante a Sferracavallo. Per gli inquirenti è la scalata delle giovani leve violente ai ranghi superiori di Cosa Nostra, una generazione che torna appunto alla violenza come strumento di potere e non vuole restare nell'ombra. Lorena. E vediamo l'analisi di Salvo Palazzolo di questa banda, di questo gruppo misterioso, la banda del Kalashnikov, scrive Repubblica, nella polveriera Lo Piccolo tra rancori e tradimenti. È come se la banda del Kalashnikov avesse innescato una miccia, sussurra un vecchio investigatore, una miccia innescata non soltanto per le strade di Palermo ma anche all'interno di Cosa Nostra. Il raid di questo gruppo ancora misterioso, che ha già colpito 4 volte, potrebbero avere effetti rilevanti anche sugli equilibri delle famiglie mafiose che governano la parte occidentale della città. Da una parte c'è il mandamento di San Lorenzo Tommaso Natale, dall'altro quello di Resuttana, e all'interno alcuni influenti capi mafia recentemente scarcerati che non si sono mai sopportati. In particolare cosa dice appunto Salvo Palazzolo? L'organizzazione mafiosa fra San Lorenzo Tommaso Natale e Resuttana è una vera e propria polveriera e qualcuno potrebbe utilizzare la banda del Kalashnikov per rafforzare uno schieramento ai danni dell'altro, anche se in questo momento l'unica certezza sembra essere soltanto l'esuberanza di un gruppo di giovani, probabilmente dello Zen, che stanno cercando di fare tanto rumore per conquistarsi spazi sul territorio. Insomma, cani sciolti, ipotizza qualcuno, che vogliono imporsi nel racket delle estorsioni e nello spaccio di droga. Ma a Palermo le famiglie mafiose sembrano ancora saldamente al potere e, come accaduto nel passato, potrebbero avere già inglobato gli ultimi cani sciolti che vogliono mettersi in mostra. Forse qualche boss sta pure tentando di orientarli e dirigerli, suggerendo gli obiettivi. Beh, staremo a vedere quali saranno gli sviluppi. Adesso andiamo a Gela, anche qui c'è stato un forte recrudescenza della violenza, una serie di raffiche di furti, poi sono state anche delle spaccate, ma facciamo il punto in questo servizio anche sentendo le parole del procuratore proprio del Tribunale di Gela. È un'escalation che non si ferma. In città, nel giro di appena 24 ore, 2 nuove spaccate riportano alta l'attenzione su un fenomeno ormai diventato strutturale. Colpi rapidi, mirati, con bottini modesti, ma danni pesanti per i commercianti. Un segnale chiaro, non si tratta più di episodi isolati. Il primo assalto in via Francesco Crispi alla pasticceria Peccati di Gola. 2 uomini incappucciati sfondano la vetrata, entrano e in poco più di un minuto portano via la cassa, tutto ripreso dalle telecamere. Immagini al vaglio degli investigatori. Poche ore dopo, a breve distanza, un secondo colpo su corso Salvatore Aldisio, stavolta cambia la tecnica, accesso forzato da una porta laterale, un solo uomo, volto coperto, bottino minimo, appena 80 euro. Il registratore di cassa viene ritrovato poco lontano, abbandonato. 10 episodi di spaccata in pochi mesi, numeri che pesano più delle cifre rubate, perché a crescere è soprattutto il senso di vulnerabilità tra gli esercenti. E mentre la città fa i conti con i furti seriali, arriva una svolta su un altro fronte della criminalità. 2 arresti per una rapina ben più grave, quella ai danni di un commerciante di gioielli aggredito lo scorso 24 aprile nella zona di Mulino a Vento.
fermati 2 cugini, Nunzio e Luigi Di Noto, entrambi con precedenti. Secondo gli inquirenti avrebbero pedinato la vittima per poi colpirla portando via una valigia con preziosi per un valore di circa 100.000 euro. Il commerciante è rimasto ferito mentre la refurtiva non è stata ancora recuperata. Importanti in questo caso però non solo le immagini di videosorveglianza ma anche le testimonianze dei tanti cittadini presenti sul posto, una inversione di tendenza rispetto all'omertà spesso diffusa. Questo devo dire che è un buon segnale, perché poi la rapina mentre avveniva era particolarmente violenta perché loro volevano a tutti i costi sottrarre questi gioielli, non so se avevano idea di quanto ammontasse il valore, e lì diverse persone sono intervenute. Le indagini intanto vanno avanti, ma una cosa è chiara: la linea tra criminalità spicciola e organizzata appare sempre più sottile e la città chiede risposte prima che l'emergenza diventi normalità. Insomma, Gera da un po' di tempo ha fatto parlare nuovamente di sé. Sta facendo parlare di sé. Sì, infatti il titolo sintetizza quella situazione: città violenta e insicura, però dallo Stato arrivano risposte incoraggianti, e voglio focalizzare proprio sulla risposta, perché, scrive La Sicilia, di fronte a tante azioni criminali, abbiamo visto furti, spaccate, non manca la risposta dello Stato, che riesce ad assicurare alla giustizia vari autori di questi episodi e in tempi rapidissimi. 9 giorni ha impiegato la polizia per identificare i 2 autori della violenta rapina ad un agente di gioielli di Grotte, e la polizia li ha identificati grazie alle telecamere di sorveglianza. Crimine organizzato che c'è dietro questi episodi, che stanno creando paura tra cittadini e operatori economici, e di cui ha parlato, appunto, l'abbiamo sentito, il capo della procura di Gela, Salvatore Vella, che abbiamo imparato a conoscere anche per la frana di Niscemi. Dietro ogni attività non ci sono solo soldi, scrive Noemi Cassarino a nome della famiglia, ci sono sacrifici, rinunce, famiglie intere, e fa male ricominciare ogni volta come se fosse normale, ma non è normale. Questo è lo sfogo, appunto, di un commerciante. Sì, fra poco torneremo di nuovo da Lorena per chiudere la rassegna stampa regionale. Intanto vi do un'ultima ora e vediamo anche delle immagini, perché 2 pregiudicati di 30 e 33 anni a bordo di 2 moto enduro senza targa non hanno rispettato l'alto della polizia all'altezza del Faro Biscari a Catania e poi sono fuggiti. Sono stati raggiunti dopo un lungo inseguimento dai motociclisti della squadra volante della questura, grazie alla collaborazione anche di un elicottero. Vedete per l'appunto le immagini che vi stiamo mostrando. Sono stati bloccati poi nello storico rione di San Cristoforo e arrestati per fuga pericolosa. La fase finale della loro cattura è stata ostacolata da alcuni residenti del quartiere. Ai 2 indagati sono state contestate anche le sanzioni amministrative del codice della strada per oltre 2.500 euro. Ancora un aggiornamento, perché la Cassazione, e adesso siamo di nuovo in studio, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna all'ergastolo emessa in secondo grado a Catania di Rosario Palermo, 65enne, accusato di avere ucciso e poi occultato il cadavere di Agata Scuto, la 22enne figlia della sua allora compagna, scomparsa il 4 giugno del 2012 ad Acireale. Adesso invece torniamo da Lorena Dolci. Allora, ripartiamo dando uno sguardo alle prime pagine dei giornali regionali. Giornale di Sicilia, anche qui troviamo la notizia: il nipote di Riina era il boss di Corleone. E poi andiamo a vedere La Sicilia, anche qua Corleone, l'infinita saga dei Riina, ma subito sotto invece questa bellissima foto, non è l'Etna questa volta, ma è lo Stromboli che dà spettacolo, uno show da paura, scrive La Sicilia, perché la linea del fuoco, quella che si chiama la Sciara, arriva fino al mare. E poi c'è l'allarme della CGIL da Casteldaccia, che è stato teatro di uno dei più gravi incidenti sul lavoro degli ultimi anni: lavoro nero e morti bianche, Sicilia da record. E poi andiamo a vedere Repubblica Palermo con questa inchiesta sui fondi delle PNRR per la sanità, nuovi ospedali aperti a metà, giusto per garantire l'inaugurazione. La regione prova così a salvare i fondi, appunto per non perdere i finanziamenti. Si punta ad un'attivazione parziale delle strutture di comunità. Dell'Aspe di Trapani i maggiori ritardi, a Piana 3 infermieri assunti solo per l'inaugurazione. Ma torniamo un attimo sulla notizia, appunto, di questa, sia da una parte dell'arresto del nipote di Riina e dall'altra dalla banda dei Kalashnikov, perché fa questa analisi Francesco Viviano, giornalista che si è sempre
sempre occupato di mafia, e che dice: la mafia che cambia pelle resta violenta, ma nei paesi comandano ancora i vecchi boss. Mette a confronto queste due mafie, una mafia allo sbando, quella di città, è una mafia che resiste, quella allo sbando è quella di Palermo Centro e borgate limitrofe, riferimento a Sferracavallo, quella che resiste ancora comanda è quella dei paesi, non solo delle province di Palermo ma anche del Catanese e del Messinese, dove la mafia resiste e comanda ancora, e questa è anche un'altra analisi. Ma veniamo poi appunto a questa inchiesta di Repubblica, il PNRR in stile siciliano, ospedali aperti a metà per rispettare la scadenza, è una sorta di escamotage della regione, scrive Repubblica, per non perdere 800 milioni, e quindi si è avuta un'attivazione parziale delle strutture di comunità entro il 30 giugno per dimostrare di aver rispettato la tempistica dettata dall'Europa e scongiurare così il rischio di perdere l'intero finanziamento di oltre 800 milioni di euro del PNRR. Case e ospedali di comunità, le nuove strutture territoriali pensate per decongestionare pronto soccorso e reparti ospedalieri saranno inaugurate tutto quasi entro la fine del mese di maggio, con almeno una parte dei servizi e del personale previsto. E questo delle inaugurazioni parziali, diciamo, non è tipico solo della sanità. Il caso più eclatante, leggiamo su Repubblica, è quello di Piana degli Albanesi. Parla il Truman Show. Perché? Perché 3 infermieri sono stati assunti, vediamo qui il momento del taglio del nastro con l'assessora Faraoni, solo per il taglio del nastro. Poi il personale è stato subito dopo trasferito. Il sindaco dice: ho chiesto un incontro all'ASP, e quindi l'escamotage però è stato un po' scoperto. E poi c'è questa polemica attorno a questo veliero russo che sta facendo rotte a Sicilia, essendo russo dice a Palermo non può attraccare, il vascello però sfida i divieti dell'Unione Europea, nel piano di navigazione è prevista la tappa del capoluogo siciliano, c'è il no della capitaneria, il comandante ha dirotto e dice vado a Cagliari, quindi cambia strada. E poi c'è il grande affare della privatizzazione degli aeroporti siciliani. Passo definitivo è stato fatto dalla SAC, che ha pubblicato il bando. Nell'ultimo bilancio pubblico si vede il grande affare per i privati. Perché? Perché il 2025 è stato un anno da record, con un utile, pensate, di 8 milioni. L'amministratore delegato Torrisi dice il bando avrà risonanza mondiale. La società di gestione SAC ha pubblicato appena 2 giorni fa l'avviso per presentare la manifestazione di interesse per l'acquisizione della maggioranza societaria, una privatizzazione che avrà ovviamente dei paletti stringenti e richiesto ai potenziali acquirenti, soli o in cordata, intanto un patrimonio da 300 milioni di euro e fatturati da 150 milioni in almeno 3 degli ultimi 5 esercizi, e poi un'esperienza pluriennale nel settore. Le risposte sono attese entro il 3 giugno, ma sappiamo già che nei giorni scorsi si è fatta avanti la famiglia Benetton. E poi vediamo questa altra bella foto che riguarda lo Stromboli, la sciara del fuoco arriva fino al mare, e questo diciamo capita sempre, ma questa volta è particolarmente alimentata, e tutto questo succede mentre nell'isola si gira un film con Isabella Rossellini e Mick Jagger, che quindi possono godere in diretta di questo spettacolo. E poi c'è questa notizia che riguarda, ed è sicuramente di interesse per tutti i possessori di case vacanze, sono centinaia in Sicilia, il TAR ha cancellato molte regole stabilite col decreto regionale, perché ha accolto, sia pure parzialmente, il ricorso presentato dall'associazione Fare. Molte delle indicazioni stringenti che erano state previste rimangono dunque in soffitta. Ad esempio non ci sarà più la necessità di installare il defibrillatore in alcune strutture, oppure per esempio si parlava anche di materassi ignifughi, la presenza in ogni servizio igienico di un'adeguata riserva di acqua corrente calda e fredda. La motivazione è che erano dei paletti eccessivamente onerosi e addirittura irragionevoli a causa della scarsa chiarezza della previsione.
C'è stato poi ieri un incontro sulla cittadella giudiziaria. Sapete che a Catania è in corso di costruzione il nuovo tribunale che si affaccia sul mare su Viale Africa. Una sfida per la città si è detta, mentre un'altra associazione attira l'attenzione sulle aree di Corso dei Martiri, quindi tutta una parte di Catania che cambierà volto. Serve vigilare sui lavori di risanamento perché c'è un nuovo proprietario che sta rimettendo in discussione il progetto firmato dall'architetto Cucinella per quest'area che rappresenta una ferita per la città di Catania, e quindi si vuole chiedere quali sono le modifiche al progetto che saranno apportate e che prevedevano anche degli oneri per questi proprietari. E poi vediamo ancora norme anti-evasioni, arriva lo stop del CGA, c'è lo spettro dei ricorsi, un'altra decisione importante, annullato il regolamento che ha consentito al Comune di recuperare 15 milioni di IMU e Tari, sospendendo le licenze. Andiamo avanti, siamo un po' alla pagina della cultura, quasi tutti i giornali parlano della presentazione del Tao Book, la cui parola d'ordine quest'anno è fiducia, e sicuramente ne abbiamo bisogno un po' tutti in questi anni difficili, in una Sicilia laboratorio che accoglierà a fine giugno a Taormina diversi premi Nobel, fra cui lo scrittore Abdurrazak Gurnak, Nobel per la letteratura, e poi lo scrittore famosissimo Murakami, autore di vari bestseller. In chiusura ti leggo questa notizia che riguarda il Rosanero, dove è già febbre playoff e via alla caccia al biglietto per la semifinale dei Rosa. Sono oltre 28.000 tifosi in possesso del diritto di prelazione e restano circa 4.000 tagliandi per la vendita libera. Grazie allora a Lorena Dolci e con lei torneremo di nuovo fra poco per leggere i quotidiani nazionali, ma intanto vediamo la situazione traffico questa mattina alla circonvallazione di Catania, Tondo Gioieni. Oggi la giornata rispetto a quelle precedenti è un po' più, diciamo, uggiosa. Nella notte c'è stata una leggera pioggerellina anche nelle prime ore del mattino, e vedete il traffico è in sensibile aumento, ma comunque l'ora di punta certamente non facilita gli spostamenti su quel tratto. Su via Vincenzo Giuffrida invece il traffico sembra apparentemente, insomma, nella norma, regolare, con le auto sia in ingresso che in uscita che stanno viaggiando ad una diciamo lentamente, ma provano a chiaramente muoversi. Parte bassa della circonvallazione, il tratto in direzione Ognina, quello a destra dei nostri teleschermi, è molto più fluido, mentre invece in direzione Policlinico, in direzione Mister Bianco, c'è un rallentamento all'altezza proprio dell'incrocio, proprio con lo svincolo, con la bretella di Viale Mediterraneo. Le immagini ci restituiscono l'Etna, il cielo si è... Sopra delle nuvole, evidentemente le nuvole non riescono a coprire, almeno in questa fase, sì, il vulcano da questa posizione, quindi da Catania. Qui siamo a Taormina, il cielo è molto più nuvoloso, almeno apparentemente sembrerebbe così. Dobbiamo mettere una telecamera anche sullo Stromboli, così offriamo anche questa doppia visione. Ci proviamo, non è facile, però ci proveremo. Vedete anche l'Etna da Taormina, con il golfo anche della stessa Taormina. Abbiamo visto delle belle immagini, adesso ci fermiamo, fra poco saremo di nuovo insieme, con Lorena leggeremo i quotidiani nazionali. Rieccoci di nuovo in studio per Buongiorno Sicilia, le notizie dai quotidiani nazionali. Sì, grazie Angelo. Quotidiani nazionali, le prime pagine dedicate a questo nuovo scontro tra Trump e il Papa, due americani che non se la mandano a dire, con l'intermediazione che tenterà nelle prossime ore il segretario di Stato Marco Rubio. E poi c'è la nuova puntata di questa saga infinita del caso Garlasco, perché ieri sono state sentite le sorelle
che sono le cugine della Chiara Poggi, e poi ancora il saluto a Zanardi. Andiamo a vedere dunque la prima pagina di Repubblica. Ecco, vediamo, Trump alza lo scontro, ma il Papa dice: io predico la pace. Il Presidente giusto alla vigilia della visita di Rubio. Leone, ha detto Trump, mette in pericolo i cattolici. Il Pontefice replica: se mi vuole criticare dica la verità. Al Segretario di Stato il compito appunto di minimizzare. Poi vediamo appunto qui esempio il nuovo indagato del caso Garlasco dice non risponderà ai PM, mentre qui sulla destra vediamo due istantanee, due foto del funerali di Alex Zanardi, i funerali del campione, che poi andremo a vedere più nel dettaglio. La Stampa, anche qua in apertura, Papa Trump, alta tensione, nuovo attacco alla vigilia del vertice con Rubio, il Pontefice non difende i cattolici, Prevost replica dica la verità, e tutto questo sullo scenario della guerra in Iran, in particolare nel Golfo di Hormuz, droni contro cacciatorpediniere americani. Il Presidente qua minimizza e dice solo scaramucce. Exet infatti conferma la tregua continua, anzi quel piano che era stato annunciato è stato bloccato. E poi vedremo, lo vedremo ancora meglio più avanti, Meloni la foto con l'intelligenza artificiale che ritrae la Premier in lingerie, e lei ne ha approfittato per intervenire sugli episodi sempre più frequenti di deepfake e di manipolazioni delle immagini, perché ovviamente questa immagine non è reale, la Premier non si è mai mostrata appunto in quelle condizioni. Corriere della Sera, l'altolà del Papa a Trump, con il tycoon che dice Leone mette in pericolo i cattolici, nuovo attacco della Casa Bianca al Pontefice, tutto il governo italiano lo difende il Papa, anche Tajani dice non condivisibile, e avviene alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio, che domani sarà in Vaticano. Vedremo poi sul Corriere della Sera questi scenari. America via dalla NATO, come annunciato, difendere l'Europa costerà altri 1.000 miliardi. Più in basso sul Corriere della Sera vediamo invece l'incontro del Presidente Mattarella al Quirinale con i candidati per il Davide di Donatello. Qui stringe la mano a Valeria Golino e ha parlato della libertà del cinema, mentre sempre in prima pagina Garlasco, il racconto delle gemelle K, secondo i legali hanno collaborato e sono state, ricordiamo, convocate nella qualità di testimoni e hanno raccontato di vecchie amicizie e vecchie dichiarazioni. Avvenire, il giornale di ispirazione cattolica, naturalmente cita le parole del Papa: predico il Vangelo, è la replica appunto del Papa al nuovo affondo del Presidente USA alla vigilia, quindi un'apertura quasi identica per tutti i giornali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. La replica del Papa all'attacco del Trump arriva in serata. Cosa ha detto il Papa? Chi mi critica usi la verità. È l'epilogo di una giornata che si era aperta con il nuovo attacco del Presidente Trump al Pontefice. Se indipendesse dal Papa andrebbe bene per lui che l'Iran abbia un'arma nucleare, ha detto Trump, e poi ha concluso: penso stia mettendo a rischio molti cattolici, aveva detto Trump in questa intervista, quindi dicendo che per il Papa è giusto che l'Iran abbia l'arma nucleare. La replica da Castel Gandolfo è stata netta: la missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi non c'è nessun dubbio, e quindi spero semplicemente di essere ascoltato per il valore della parola di Dio. E come abbiamo visto in quasi tutti i titoli, lo scontro arriva proprio alla vigilia della visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano, che aveva come obiettivo ricucire lo strappo di 3 settimane fa, un compito che diventa sempre più in salita. E infatti il compito di Rubio è proprio quello di mediare con il Papa, fraintese le parole del Presidente, doveva dire, conferenza stampa prima della missione in Vaticano, l'Italia può aiutare in Libano, questo era importante.
Ma non c'è neanche... E poi non vediamo, c'è poi c'è lo neanche scenario in Iran, conflitto congelato, era stato annunciato questo piano di forza per appunto forzare il passaggio delle navi, ma si è bloccato, quindi il progetto Freedom è nato morto, dice Teheran, e per Exet la tregua è ancora in vigore, quindi assistiamo a questo succedersi di annunci di guerra che poi vengono bloccati. Tutto questo però ha un costo. Il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato il costo della crisi che paghiamo ogni famiglia fino a 2.270 euro. Tra i rincari dei voli, della benzina eccetera. C'è un timore di recessione per l'Eurostat, l'Italia è tra i paesi dell'Unione Europea con i prezzi del gas più alti. E veniamo a questa notizia, la foto falsa generata con la I, che è una foto pubblicata da un utente che è stata rilanciata proprio dalla Premier, anche in maniera ironica, dicendo che lei era stata quasi quasi migliorata, ma lo scopo era appunto di denunciare questo fenomeno pericoloso, fake per attaccarmi. Qui vediamo altre foto manipolate, quella famosa del Papa col piumino fashion che aveva fatto il giro del mondo, con un piumino alla moda ovviamente costoso, e quelle invece che vengono create dallo stesso Trump, e qui ad esempio con Gesù, ma è soltanto una della lunghissima carrellata che si potrebbe fare, in cui è lui, in questo caso Trump, a diffondere immagini controverse di sé create con l'intelligenza artificiale, che è un rischio per tutti. E poi veniamo alla saga di Garlasco. Ieri sentite le gemelle K, la versione della K dalle confidenze di Chiara ai rapporti con Sempio. Convocate dai carabinieri, hanno parlato di vecchi e nuovi protagonisti e oggi tornano davanti ai magistrati l'indagato, che ha già fatto sapere che si avvarrà della facoltà di non rispondere, e il fratello della vittima, che fra l'altro è anche amico di Sempio. Stefania, sentita per 2 ore, in passato aveva ipotizzato il no alle avance come movente, sono comunque entrate da un ingresso secondario, sono riuscite a sfuggire alle telecamere dopo in realtà che per anni avevano cercato proprio la ribalta. E poi vediamo che gli avvocati di Andrea Sempio stanno ovviamente, diciamo, il loro mestiere, mettendo in atto un piano per smontare l'accusa. Ora la battaglia sui profili psicologici, vogliono infatti sottoporlo ad una analisi, hanno detto, personologica. È una saga che dura appunto, un giallo, diciamo, 19 anni. Qui vediamo i protagonisti, il condannato Alberto Stasi, qui c'è invece la foto di Andrea Sempio con l'amica che è anche la sua legale e il fratello di Chiara Poggi, e poi vediamo qui la vittima Chiara Poggi e le sorelle K. Dalla condanna di Stasi, ex fidanzato, ai suoi filmati con Chiara legati al nuovo movente, così Marco Poggi e le sorelle tornano in scena. Andiamo avanti, c'è un altro giallo lontanissimo nel tempo che è tornato alla ribalta grazie a Belve, che ha intervistato appunto uno dei protagonisti della famoso Uno Bianca. Cosa ha detto Roberto Savi, ex poliziotto e capo della banda della Uno Bianca? Ha detto che furono i servizi segreti a dirci di uccidere, e insomma ha ammesso che sono stati aiutati. I parenti delle vittime insorgono e dicono: non lo racconti solo in TV, ma lo dica a questo punto ai magistrati che c'era questo zampino. E poi l'altra questione, Minetti e l'adozione. Sapete che aveva chiesto la grazia, la procedura era quasi in conclusione perché doveva assistere il figlio adottivo, si è bloccato tutto perché ci sono molti sospetti e adesso c'è un'indagine interna nell'istituto di adozione in Paraguay. L'altro giallo è
quello della Ricina, sospetti su 4-5 persone, questo potente veleno che ha ucciso mamma e figlia la notte di Natale. Il papà, che fra i sospettati dice non so chi ce l'abbia con me, ascoltato un cugino dell'ex sindaco, una vicenda che ancora non si riesce a venirne a capo. E poi i funerali di Alex Zanardi ieri nella Basilica di San Giustino a Padova, l'ultimo saluto commosso a Zanardi, amatissimo. In 2000 sono andati alla cerimonia tra amici e VIP, il parroco che ha celebrato la cerimonia ha detto: la morte ti ha preso il corpo ma la tua anima gli è sfuggita. E poi commoventi le parole del figlio Nicolò, che ha detto: mi ha insegnato che per avere una vita meravigliosa e gratificante bisogna sorridere delle piccole cose. C'era anche l'atleta paralimpica Bebe Vio, la campionessa, che ha detto: siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni, ero spaesata, sei stato tutor di sport e di vita. Alex Zanardi non c'è più, mi tremano le gambe, avrebbe commentato lui con la sua autoironia e la voglia di scherzare che non lo abbandonava mai. Non c'è più, ma di lui resta un'eredità di ricordi e di opere, dalle imprese nell'automobilismo a quelle dell'handbike, questa bici che lui governava appunto con le mani, dall'associazione Obiettivo 3 dedicata agli atleti disabili e al suo impegno per le persone disagiate. E questo è stato l'addio a Zanardi. C'è proprio un'ultima cosa che ti voglio leggere: medici di base, resa dei conti, una notizia che riguarda un po' tutti. La riforma è nelle mani di Meloni, nuove regole per un'assistenza migliore, scatterà la possibilità di dipendenza, 20 anni di tentativi bloccati dalle lobby, ma ora le regioni sono tutte d'accordo e sono diverse le norme, fra cui anche la possibilità che i medici siano dipendenti su base volontaria, e questo si innesta con tutta la riforma e la rivoluzione delle case di comunità che stanno per partire. Vabbè, diciamo che la questione potrebbe anche essere legata alle retribuzioni, perché vedo che oggi il medico di base, il medico di famiglia, riceve una quota per ogni assistito. Nella parte proprio sul giornale la leggiamo in basso, oggi il dottore riceve, possiamo allargare, non so se riusciamo, è scritto in rosso là, 91 euro lordi per assistito a prescindere da ciò che fa. Il decreto Schillaci lega dunque invece la busta paga e i risultati, quindi insomma c'è evidentemente un sistema diverso, un modo diverso, un approccio diverso. E poi queste case di comunità, in realtà abbiamo visto che in Sicilia proprio, ne abbiamo parlato anche prima, c'è una inaugurazione parziale per rispettare e non perdere i fondi. E lì la situazione è certamente molto complicata. Abbiamo forse ancora qualche momento di tempo per leggere ancora qualche prima pagina, se abbiamo a disposizione delle prime pagine, Lorena, che non abbiamo ancora visto. Allora andiamo a vedere il Messaggero, anche qui la sfida alla vigilia della nuova visita di Rubio a Roma, diciamo il titolo di apertura è un po' sempre quello. E poi però c'è un ritorno su Crans-Montana, errore quelle fatture, non faremo pagare le cure, e l'intervista al presidente svizzero Guy Parmelin. Cercheremo una deroga agli accordi sulle spese sanitarie, e poi naturalmente il caso Garlasco, la verità delle gemelle K, esempio tace con i PM. Andiamo a vedere il Sole 24 Ore, che è il giornale economico. Nel piano casa del governo entrano 53.000 immobili residenziali pubblici, e quindi questo naturalmente sono dei grossissimi investimenti per ristrutturare immobili esistenti ad uso abitativo. E sapete che c'è una grande carenza di abitazioni in Italia. Un'ultima prima pagina. Il Fatto Quotidiano, niente più indagini se hai un amico in Parlamento, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF, parlava con 9 eletti, in pericolo altre inchieste, è il caso del Monte dei Paschi di Siena. Bene, grazie Lorena, ci fermiamo qui con la lettura dei quotidiani. Adesso invece facciamo subito la prima pausa, e la seconda pausa in realtà, e poi il primo ospite invece fra pochi minuti. E
allora eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, dicevo il primo ospite è qui con me, mi ha raggiunto in studio, buongiorno ad Edi. Buongiorno a te, grazie per avermi invitato. Allora, stamattina parliamo di musica e non solo di musica, perché nel suo viaggio, diciamo, professionale ha abbracciato tantissime esperienze. Fra l'altro, oltre ad essere un musicista, è anche produttore e fondatore, sei anche produttore e fondatore di Matrice 17. Ma vorrei cominciare con un nome che mi attira molto, il nome del tuo album, cioè Algoritmocrazia. Che cosa ci vuoi dire con questo titolo e che cosa è il tuo album, che cosa rappresenta il tuo album, che arriva al termine di un percorso fatto negli anni? Sì, algoritmocrazia è un neologismo, ovviamente, è appunto la crasi di algoritmo, che credo sia come dire, un elemento che influenza oggi tutto, la comunicazione, il nostro modo di scegliere o di non scegliere, no? E dall'altro lato appunto crazia intesa appunto come forma di politica di governo di. Sì, no, io provocatoriamente con questo titolo voglio dire proprio che in questo momento noi è come se fossimo governati da una repubblica, da un governo algoritmico fondamentalmente, quindi come se l'algoritmo decidesse per noi, scegliesse per noi, lo fa nella musica, lo fa nel marketing, lo fa in politica, ci rendiamo conto sempre di più come siamo influenzati continuamente come dire, da cose che sono esterne a noi. E quindi in qualche modo l'intelligenza artificiale sta prendendo possesso, adesso non voglio utilizzare un termine forte, certo, delle nostre vite. Ma io credo sempre che non sia lo strumento o il mezzo essere buono o cattivo, ma l'interpretazione e l'utilizzo che si fa di questo strumento, no? Si diceva la stessa cosa 20 anni fa della rete di internet, ma si diceva anche nella rivoluzione industriale quando nasce. Il problema è sempre come l'uomo utilizza gli strumenti che ha e non lo strumento in sé. Quindi l'intelligenza artificiale può migliorare la qualità della vita delle persone, penso alla medicina, penso a queste situazioni, ma penso anche al mio mestiere. Ovviamente non deve sostituire il libero arbitrio dell'uomo e la capacità nostra di scegliere, che è quella che ci differenzia dalle cose. Quello è fondamentale, insomma, fin quando avremo l'intelletto che funziona, la nostra mente che riesce a esprimersi in un senso oppure in un altro, in maniera chiaramente libera, potremo certamente dire di essere noi a tirare poi le file di questo mondo. Esatto, siamo noi che dobbiamo governare le macchine e non il contrario, ecco, la vedo un po' così, ecco anche perché c'è tutto questo immaginario legato alla cultura cyberpunk, quindi a tutto il mondo di Matrix, Johnny Mnemonic, tutto quel mondo lì che è stato rappresentato agli inizi del 2000 benissimo, ma che adesso sembra appunto realtà a tutti gli effetti. Allora, noi abbiamo una piccola clip che potremmo anche fare sentire per qualche momento, chiedo alla regia magari di mandarla in onda e poi torneremo in studio fra non molto. Restate con noi perché una ventina di secondi faremo sentire un po' di musica. Sì, appunto, infatti è il trailer questo che come è chiaro appunto, sì, hai detto bene, è la sintesi di quello che abbiamo detto. È stato rappresentato in pochissimi secondi la sintesi di tutto questo. Allora, tu hai attraversato diverse fasi nella tua vita professionale e artistica. Adesso però con questo album metti insieme, come dicevo, tutte le influenze, sì, perché c'è di tutto, ci sono le chitarre rock, c'è la parte intima, c'è la parte che abbiamo visto, quella dell'innovazione, della tecnologia, dell'elettronica, sì, e c'è anche un riferimento chiaramente a quelli che possono essere poi le idee, no? Che camminano certo, sulle gambe degli uomini. Sì, sì, io ho più di 40 anni, suono da un bel po' di tempo, ho fatto tante cose e per la prima volta ho pensato di fare un disco che prima di tutto dovesse rendermi orgoglioso e dovesse rendere orgoglioso e felice me. Ho pensato a chi sono, ho pensato al tempo che vivo, ho pensato alla responsabilità che mi voglio prendere e non prendere, quindi io direi che Algoritmocrazia è lo sguardo, il mio sguardo nei confronti della società, di quello che viviamo. È uno sguardo nei confronti di me stesso, un bilancio, dove sono arrivato.
ed è una considerazione anche rispetto alla cosa più importante che per me c'è nella vita, ovvero l'amore. Quindi direi che Algoritmocrazia parla di queste tre tematiche in un modo forte. Non l'ho fatto apposta, devo dire, non l'ho fatto a tavolino, però poi quando poi ho scelto i brani, perché ho scritto tante canzoni per poi sceglierne insieme alla mia manager Carlotta Bonaventura una decina, è stato lì che ci siamo resi conto che effettivamente c'erano tre tematiche forti: la società, io e l'amore. Insomma, sono dei temi comunque importanti, sì. Ci mancherebbe. Sì. La tua scrittura è una scrittura che parte dall'esperienza di vita, ma anche molto diretta. Sì, sì, perché credo che come dire, il fatto di essere diretti si associ bene anche alla mia musica. Io vengo dalla musica alternative, dal punk, che poi è stato contaminato con il cantautorato e oggi anche con l'emo trap, ma io sono un rocker e quindi il rock è diretto, il rock è senza fronzoli, quindi cerco di dire cose magari un po' più profonde, se vogliamo, di quello che a volte si dice nel punk in generale, ma il mio linguaggio è sempre crudo, diretto, e anche se provo a fornire delle immagini, ma ecco, sono sempre molto, molto diretto. Tu dici che il rock è duro, è molto forte nell'impatto, ma ci sono degli esempi a livello internazionale di grandissime ballate rock, certo, che hanno, che ne so, Stairway to Heaven, Aerosmith, come no? Dire, possiamo, si spazia, vuol dire, la musica rock che da tutti è catalogata come le chitarre che praticamente sono distorte, ma non è soltanto quella, perché poi arriva nella parte più intima di ciascuno di noi. Sono molto d'accordo, infatti come dire, appena arriveranno le copie fisiche e arriveranno domani, e dopo dirò anche perché, sarò felice di portarti una copia e di farti sentire come all'interno del mio disco c'è un pezzo piano e voce, no? Ci sono dei pezzi con 60 bpm, quindi senza essere troppo pompati o troppo veloci. Ci sono anche dei pezzi senza chitarra. Il rock non è solo fatto di sound, ma è un'attitudine, l'attitudine a essere, appunto, come dicevamo, diretti, e si può essere diretti anche piano e voce, e si può essere non diretti e non rock anche utilizzando la distorsione. È più un atteggiamento, è come la mia concezione di punk. Quando dico punk io non penso alle creste e solo alle cose estetiche, alle borchie che ci possono essere. Esatto, anche se poi insomma non sono sicuramente come dire casto nel modo di vestire, ma penso soprattutto all'attitudine, cioè alla convinzione che se tu credi profondamente in una cosa puoi imbracciare uno strumento e suonarlo anche senza per forza avere tutta la tecnica accademica. Ecco, è più questo il mio approccio, la mia considerazione al punk e al punk rock. Prima di salutarci è inevitabile, arriva un disco, quello che segue al disco è un'attività di promozione, ma anche chiaramente spettacolo, musica dal vivo, che è poi quella che fa ogni giorno l'artista. Chiarissimo, infatti come dire, ho annunciato le prime 6 date dell'Algoritmocrazia Tour, abbiamo fatto un'anteprima allo scorso One Day Music dove abbiamo appunto avuto l'opportunità di suonare qualche brano del disco in anteprima, ma invito tutti i miei concittadini catanesi, venerdì 8 da Zoo qui a Catania presenterò in anteprima con tutta la mia band tutto il disco in un concerto come dire fino all'ultimo respiro, al quale invito tutti quanti. Quindi venerdì 8 da Zoo, se posso fare questa piccola promozione, vi aspetto tutti quanti. E poi ci saranno le altre date, sarò a Palermo, anzi la domenica stessa sarò a Milano, Palermo, Napoli, Roma, insomma ci sono tutte le dalla Puglia, ci sono un bel po' di date che mi terranno, spero, in giro per un annetto. Allora, tu parli di Catania come la tua città, sei nato però a Milano, però ti senti un cittadino di Roma. Questo diciamo è la tua storia dal punto di vista biografico, no? Sì, io vado Grasso di cognome, quindi già la dice lunga. Sono figlio di immigrati e quindi sono nato a Milano e sono rimasto lì fino alla fine delle scuole elementari. Poi sono venuto qui dove ho preso la mia identità, ho fatto le scuole superiori qua e il mio accento lo dice chiaramente. Poi la mia vita mi ha portato prima a Palermo, poi Bologna e poi tanto tempo a Roma, ma 2 anni fa sono tornato e sono tornato per riportare Catania al centro della scena musicale nazionale. Dicevano 10 anni fa Catania come Seattle, io credo che questa cosa si possa ripetere, io credo che ci sia fermento, sono qui anche per questo. Benissimo, grazie Eddie per il tuo intervento a Buongiorno Sicilia, ci dobbiamo fermare, fra poco saremo in collegamento con la nostra Veronica Barbarino, in esterna ci racconterà una bellissima storia di
di solidarietà, di donazione, da un punto di vista umano grande profondità. Tutto questo fra pochissimo con Veronica Barbarino, restate con noi. Temperature di fatti in molte località abbondantemente sopra i 20 gradi, punte di 27 gradi come a Trapani, anche le minime in aumento. Per quanto riguarda invece la giornata di giovedì, situazione ancora di variabilità tra sole e nuvole sparse, ma basso rischio di precipitazioni e nuovamente una giornata che risulterà molto mite durante le ore pomeridiane, con temperature in molte zone in ulteriore aumento anche fino a 25-26 gradi, 28 gradi attesi ad Agrigento. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, eccola la nostra Veronica, la vedo e la vedevo anche prima. Buongiorno a te, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Con te ci sono, correggimi se sbaglio, spero di no, Claudio Canni, che è responsabile della sezione ADMO di Ragusa, e c'è anche Giorgio Gaggia, che è il donatore di cui abbiamo fatto prima riferimento. Buongiorno e grazie per essere con noi stamattina, per averci portato, per portarci questa bellissima testimonianza. Buongiorno a voi. Sì, oggi vi raccontiamo una storia di solidarietà verso un piccolo paziente di 2 anni dall'altra parte del mondo, brasiliano. Questo bambino affetto da leucemia viene salvato grazie alla donazione del midollo osseo e grazie alla compatibilità ovviamente del midollo di Giorgio. Ma Giorgio, tu già sei iscritto alla donazione degli organi e sei anche un donatore Avis, sì. Ma come ti avvicini al mondo della donazione del midollo? Proprio grazie all'Avis mi avvicino alla donazione del midollo, perché grazie a un ragazzo, Alessandro, che un giorno mentre ero all'Avis e donavo normalmente mi ha proposto appunto questa cosa della campagna appunto dell'ADMO e alla fine diciamo che tra una cosa e l'altra, parlando anche così generalmente o comunque di questa cosa, alla fine mi ha fatto la proposta e io ho accettato subito, senza nessun tipo di problema. Ecco, sono venute fuori tantissime notizie, ovvero che tu durante un tirocinio avevi conosciuto il bambino, ti eri addolcito e quindi dici ma ora il midollo glielo do io. Non è vero niente. No, assolutamente. Raccontiamola. No, assolutamente, perché anche per legge proprio l'ADMO permette appunto al donatore ricevente di essere sostanzialmente in incognito, perché nessuno può sapere chi è l'altro, proprio per evitare magari problematiche riguardando soprattutto quella che è la privacy. Però comunque loro lo fanno soprattutto per mantenere anche la sicurezza sia del donatore che del ricevente stesso, magari per eventuali problemi che si possono creare più che altro. Ma il bello di questa storia è che poco dopo la sua iscrizione è arrivata la chiamata. Sì, io letteralmente mi sono iscritto circa nei mesi di gennaio e dopo 2 mesi, letteralmente a marzo, mi hanno chiamato perché mi hanno detto che ero compatibile appunto con questo soggetto X e che a giorni avrei fatto degli esami per vedere se ero veramente compatibile. E così è stato, e sì. Così si è salvato un bambino di 2 anni, appunto dall'altra parte del mondo, del Brasile, perché c'è una rete mondiale, giusto, di tutti i donatori. C'è una rete mondiale che si chiama IPMDR, che quindi raccoglie tutti i donatori di tutto il mondo. Con un donatore americano donano un italiano magari donano ad un americano. E che è stato il caso di Giorgio, di trovare questo suo fratello genetico praticamente dall'altra parte del mondo, perché parliamo del Brasile. La procedura della donazione adesso è molto più semplice rispetto al passato. Come avviene? Allora, la procedura, il 91% delle donazioni ormai avvengono da sangue periferico, come fare una donazione all'Avis di sangue piastrine attaccate ad una macchina, praticamente con 2 ali nelle braccia. La macchina non fa altro che raccogliere queste cellule staminali, questa piccola sacca che si riempie e poi verrà spedita dall'altra parte del mondo, come è stato per Giorgio. È così, dove servirà. Sì. Ma qual è la procedura di iscrizione all'ADMO? Allora, per l'iscrizione dai 18 ai 35 anni è di essere in ottima salute, dopodiché si rientra in questo albo IPMDR e si aspetta che arriverà questa chiamata. Giorgio, dobbiamo dire che è stato uno fortunato di più, perché la maggior parte dei casi, il 99% delle persone iscritte purtroppo non vengono mai trovate compatibili, perché non parliamo di una donazione
come una donazione di sangue, ma di DNA, quindi trovare questa persona geneticamente uguale a te è come trovare un ago nel pagliaio, quindi difficilissimo. Però ecco, ci sono dei casi, come è capitato a Giorgio, un caso anche molto molto bello, perché dopo 2 mesi essere chiamati, quando ci sono ragazzi, anche mia figlia è iscritta da 10 anni e non è stata mai chiamata, quindi dobbiamo dire che ha avuto una bellissima fortuna. Come va il recupero? No, bene, bene, a differenza di quello che magari potevano scrivere o hanno scritto, io sto benissimo, anzi grazie proprio a questa procedura il recupero è proprio in giorni più che settimane, quindi io già dopo la donazione sono stato letteralmente 2 giorni a casa per cautela, ma per il resto dei giorni comunque ho fatto sempre la vita normale di sempre. Veronica, Angelo, non so se hai delle curiosità. sì, una curiosità, più che altro una domanda, una riflessione con Giorgio, un'esperienza da consigliare ai tuoi coetanei, ai giovanissimi. Sì, certo, più che altro perché io lo vedo dal punto di vista morale, perché parlando col dottore con cui ho fatto questa procedura, mi dice che appunto magari nel nostro caso, soggetti comunque di 20 anni o massimo 25, lì circa, diciamo che a livello benefico, genetico parlo, non dà tanti benefici, mentre nel caso di una persona comunque molto più adulta ringiovanisce, cioè rallenta il processo di invecchiamento. Ma nel mio caso ti porta soltanto un livello di autostima e un livello in questo caso dal punto di vista morale talmente alto che cioè, non ci sono neanche parole per poterlo descrivere. Insomma, sicuramente una bella esperienza. Tu hai, nel tuo piccolo chiaramente, per quello che hai potuto, hai avuto contatto con tuoi coetanei che stanno facendo il tuo percorso, quello di donatore? No, nessuno, più che altro io ho avuto amici che sono iscritti però che non sono stati mai chiamati, però nessuno ha mai fatto questa procedura, almeno tra i miei coetanei. Insomma, sicuramente, come dicevi prima, un'esperienza da consigliare. Mentre invece a Claudio Canni volevo chiedere se nell'elenco nel registro, non nell'elenco, ma nel registro dei donatori, c'è come dire, ogni anno si registra un aumento di persone che si iscrivono, oppure si va a rilento, serve una maggiore promozione, serve una maggiore divulgazione, che cosa serve perché poi insomma questo tipo di operazioni bellissime possano andare in porto? Allora, serve da cambiare un po' la legge praticamente, perché purtroppo in Italia siamo fanalino di coda per il numero di iscritti. Siamo più di 500.000 persone iscritte in tutta l'Italia, quando pensiamo che solo la Germania ne ha 7 milioni di persone iscritte. Noi purtroppo abbiamo un range che va dai 18 ai 35 anni, quando invece in altri stati magari hanno un range sopra i 40, quindi fanno molte più iscrizioni, quindi magari ci sono molte più persone che magari si trovano compatibili in altri stati, quindi noi abbiamo purtroppo questo fanalino, siamo il fanalino di coda di tutto. Mi dispiace dirlo. Le chiedo scusa, è un problema soltanto della legge, perché restringe questo range chiaramente tra i 18 e i 35, oppure da un punto di vista culturale abbiamo bisogno di avere qualche stimolo in più? È un po' tutto, sì, perché manca pubblicità a livello nazionale, ma non se ne parla mai di donazione di midollo osseo, quindi sarebbe opportuno che lo Stato magari facesse carico di queste cose e magari ecco, più far conoscere, magari interviste, quello che stiamo facendo oggi, che io vi ringrazio tantissimo, far conoscere cos'è l'ADMO, magari ecco, sfatiamo i miti di midollo osseo con midollo spinale, che la gente magari ha paura, che non è assolutamente, sono 2 cose distinte e separate. Quindi tutte queste cose magari ecco, possono portare ad un aumento di numero di iscritti e magari ecco, più persone ci sono iscritte, più possibilità c'è di trovare questo fratello genetico e poterlo aiutare. Sì, la curiosità che viene innescata da quello che dice lei, suggerito anche, devo dire, dai colleghi, midollo osseo e midollo spinale, lei ha fatto questa differenza.
In che cosa consiste la differenza? Allora, il midollo osseo sono le cellule staminali emopoietiche, quelle che costruiscono il nostro sangue. Il midollo spinale è tutta un'altra cosa, anche prelevato il classico prelievo che normalmente si faceva fino a più di 10 anni fa, che ancora esiste, però ecco, sono pochissimi casi. Sono dalla parte della schiena, dalla parte del bacino. Il midollo spinale sta a più di 30 cm di altezza, quindi la maggior parte delle persone magari ha paura, se poi magari mi toccano il midollo spinale io resto nella sedia a rotelle. Assolutamente no. Io sono un trapiantato e dico grazie alla ragazza che mi ha donato di quei prelievi del midollo spinale e del midollo osseo ne ho fatti più di 35, sono qua lì in piedi, quindi non possono mai sbagliare i medici lasciarti in una sedia a rotelle, assolutamente. E ecco, a proposito della sua esperienza, lui forse è uno dei pochi casi che è riuscito a conoscere il suo donatore. Sì, io sono uno dei pochi casi in Italia ad aver conosciuto questa ragazza. Lei si chiama Francesca, è di Asti, è venuta qua a Ragusa da noi tantissime volte, anche quando l'ultima volta si è sposata mia figlia. Quindi si instaura un rapporto di fratellanza, una cosa veramente bella. Io spero che un giorno anche Giorgio abbia questa possibilità di conoscere questo fratellino. In ogni caso avrà la possibilità tramite lettere col centro trasfusionale di far sapere come sta, come non sta, quindi sempre un po' di Un legame si viene a creare. Grazie per essere stati con noi questa mattina, grazie alla nostra Veronica, grazie a Claudio Canni che è responsabile della sezione ADMO di Ragusa, grazie anche a Giorgio Gaggia per il suo impegno, per il suo gesto, per quello che ha fatto. Ci dobbiamo fermare ancora, c'è una breve sosta e poi c'è una bella sorpresa per tutti voi, restate con noi. Eccoci, allora ho parlato di una bella sorpresa, perché effettivamente sarà una bella sorpresa. Buongiorno al nostro Ruggero Sardo. Ma buongiorno a te Angelo, buongiorno a te e a tutti. Grazie per essere con noi stamattina. Perché sei qui? Perché da stasera, da oggi, su Antenna Sicilia alle 21:30, quindi diciamo la sera del mercoledì, e il lunedì alle 12:30 su Telecolor, arriva Casa Mia, la scelta perfetta. Che cos'è Casa Mia? Vi aspetto a casa mia, vi aspetto a casa mia. Ma guarda, Casa Mia è un progetto bello, entusiasmante, nato da un'idea della nostra Roberta Lunghi che ci ha lavorato tantissimo, con grande passione, con grande impegno e devo dirti con grande cura dei particolari. E quindi in questa ipotetica Casa Mia, che peraltro è anche molto bella, scenicamente molto bella, accogliamo ogni settimana un ospite piuttosto che una coppia di ospiti che raccontiamo in maniera diversa, perché ci facciamo raccontare il loro rapporto con la casa piuttosto che con le case della loro vita, con gli ambienti della loro infanzia, con i ricordi che hanno legati alla casa dei nonni piuttosto che alla casa al mare. E quindi devo dirti, finora è sempre venuto fuori un racconto molto bello, emozionante, completo, che ci permette tra l'altro di conoscere un altro aspetto dei tanti personaggi che già conosciamo, crediamo di conoscere. E poi comincia il gioco, un grande gioco che vede protagonisti i nostri ospiti che si trasformano in giudici. Allora un attimo ci arriviamo al gioco. Perché intanto facciamo così, vediamo il promo, il promo e poi magari mi racconti tra gli ospiti che ci sono già stati, magari quello o quella, la persona più divertente, e poi questo giochino. Il giochino. Vediamo il promo. Allora ragazzi, siamo pronti? Perfetto, allora ci siamo tutti, manca solo l'ospite, vabbè, ma quello cambia ogni puntata. Ok, e allora possiamo cominciare? Ma certo che dobbiamo cominciare, io sono già pronto. Ragazzi, questa è una gara. Voi siete ancora qua? Andiamo. E si comincia, è tutto pronto. Aspettiamo soltanto voi, a casa mia. Casa Mia, la scelta perfetta, il mercoledì alle 21:30 su Antenna Sicilia. Allora, lo dico, sta cosa ha messo in ansia mia moglie. Perché quando ha visto il promo, vi aspettiamo a casa mia, ha detto viene gente a casa, non si può. No, invece no, non è per niente così. Prima facevi riferimento a un gioco.
È una gara. Raccontami il gioco, sì, la gara. È un gioco gara perché abbiamo partner, un'agenzia immobiliare, Diamante Casa, che ci mette a disposizione attraverso questi 3 agenti bravissimi, credimi, i racconti in ogni puntata di 3 case diverse. Possono essere appartamenti in centro storico, piuttosto che casali antichi, piuttosto che ville che so vista mare. Ci raccontano questi appartamenti, ce li descrivono e poi interviene il nostro architetto, bravissimo anche lei, l'architetto Giusy Tomaselli, che ci propone una soluzione diversa per questi ambienti, quindi ecco, cerca di valorizzare un ambiente piuttosto che un luogo di queste case. Quindi insomma la vediamo in un modo, ma la possiamo anche trasformare dal vivo. E poi si trasforma e il nostro ospite deve poi decidere qual è la sua casa dei sogni e a quel punto acquistarla, hanno obbligo di no, sto scherzando. Sarebbe stato un trappolone, direi. Devo dirti, è molto carino come programma perché ci divertiamo e penso che questa cosa si percepisca e vengono fuori veramente tante cose belle. Sì, abbiamo visto alcuni volti che sono passati prima nel prom. La nostra Desiree Ferlito. Ci siamo fatti raccontare la sua cameretta di quando era ragazzina, i colori della cameretta quando era ragazzina. E ci sveli qualche cosa? Era un verde, mi pare, era un verde che torna continuamente nella sua vita e nei suoi, quindi a questo verde. Poi Carmelo Caccamo con sua moglie ci hanno raccontato le case della loro vita, ma poi veramente tanti ospiti. Ieri ad esempio abbiamo avuto ospite Enzo Bianco che ci ha raccontato le case in giro per il mondo, la casa da ministro piuttosto che quella da senatore della Repubblica. Insomma, viene fuori un racconto veramente molto carino. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, vorrei tornare al gioco. Agli agenti, no? che si mettono in gioco. Ma il loro compito è quello di andare in queste abitazioni. Io insomma cerco di carpire, no? Io quello che ti posso dire te lo dico, il resto te lo faccio capire. Ci fanno vedere queste case dall'interno e anche dall'esterno. E fanno una proposta poi, una proposta di acquisto vero. Ci dicono quanto vale quella casa, assolutamente. E di puntata in puntata sono diventati sempre più bravi. Cioè, mentre prima facevano il video col telefonino e adesso abbiamo dronate, adesso abbiamo doppie inquadrature, si spostano magicamente da una stanza a un'altra. Sono diventati maghi anche nel montaggio. Alessandro, Orazio e Carmelo sono diventati sempre più bravi di puntata in puntata. E poi volevo capire un'altra cosa, perché tu ci hai detto che l'architetto Giusy Tomaselli è quella che in qualche modo ridisegna, con i suoi rendering ci racconta come potrebbero diventare questi ambienti. Ma è capitato, se ce lo puoi dire, no? Che durante una trasmissione la casa che era nata in un certo modo sia stata totalmente stravolta e magari piaceva più com'era prima? No, devo dirti questo no, la quasi totalità dei nostri ospiti ha sempre scelto la casa in virtù della miglioria che l'architetto ha proposto, perché l'architetto propone la miglioria in un ambiente, quindi può essere un salotto che diventa cucina salotto, una camera da letto che diventa più grande e si affaccia, che so, sul panorama dell'Etna. Devo dirti che la quasi totalità degli ospiti hanno sempre poi aggiunto la casa già era bella, la location era stupenda, ma il suggerimento dell'architetto è stato determinante per farci scegliere e quindi questo vuol dire che comunque poi quel rendering funziona. Quel qualcosa in più che dà la possibilità di poter diciamo, preferire il nuovo. Questo tipo di format, diciamo così, è un format che negli ultimi anni ha preso sempre più il sopravvento. In televisione prima si vedeva raramente un programma sulle abitazioni, diciamo, sull'immobiliare. Non si vedevano proprio. Adesso con il fatto che si può immaginare di trasformare anche la propria casa, perché magari chi segue a casa il programma dice: ma guarda, è possibile che io in quella questo soluzione ambiente potrebbe andare bene anche per noi. È un'idea perché si possano, diciamo ai nostri telespettatori, trovare delle idee, spunti per un restyling, diciamo così, di una stanza, di un ambiente. Ma anche perché poi vedi una scala anonima che diventa una bellissima scala nel cuore di uno spazio molto grande, vedi un giardino che magari era un giardinetto piccolo che viene completamente rivalutato e diventa uno spazio da potersi godere. Guarda, qui vanno fatti i complimenti alla nostra Roberta, perché io lo sostengo sempre, la televisione probabilmente è sempre uguale a se stessa nel corso della storia, cambia il pubblico e quindi bisogna essere bravi a percorrere nuovi linguaggi, a raccontare qualcosa di nuovo e a creare un appeal diverso.
con questa trasmissione Roberta Lunghi ha veramente fatto centro, perché secondo me ha capito dove sta andando il gusto del pubblico, e devo dire che a livello regionale, ma credo proprio su scala nazionale, non esistesse niente di simile, e quindi ancora una volta Antenna Sicilia, Telecolor siamo pionieri nel lanciare qualcosa di simile che esisteva invece soltanto su Sky piuttosto che su altre emittenti. Quindi brava Roberta, e questo vuol dire andare incontro alle esigenze del pubblico, che cambia gusti, questo è importante. Non possiamo essere sempre uguali a noi stessi. Assolutamente no. Ricordiamo gli appuntamenti, certo, già questa sera, ricordiamo già stasera. A casa mia, ti aspetto a casa mia. Attenzione, non è a casa tua, parlo con tua moglie. Vi aspetto a casa mia, la scelta perfetta, questa sera alle 21:30 su Antenna Sicilia, in replica lunedì alle 12:30 su Telecolor. E poi ci tengo anche a dire che da ogni puntata, grazie a Giuseppe Coco, grazie a tutta la squadra di tecnici bravissimi, fantastici, come sempre, si tira fuori una sorta di puntatina da 5 minuti, una pillola che racconta stralci di intervista, quindi stralci di racconto che è stato fatto, e fa rivedere e rimette appunto in gioco la casa che ha vinto, e quindi anche per il pubblico diventa un'occasione, perché possibilmente c'è anche chi cerca casa, attenzione, e quindi vedere quell'appartamentino al terzo piano alle porte di Catania, e piuttosto che per chi se lo può permettere quella bella villa comoda, attorno non so quanti chilometri quadrati. Poi ormai si parla di domotica, e si parla di impatto zero, si parla di impianti solari, insomma c'è un mondo meraviglioso da scoprire, e lo potrete scoprire con tutti noi e con me, che sono stato chiamato a questo arduo compito. Casa mia, la scelta perfetta. Bravo. Stasera 21:30 su Antenna Sicilia, lunedì alle 12:30 su Telecolor. Grazie a Ruggero. Ma di che? Grazie a te, ti aspetto a casa mia, vi aspetto a casa mia, la scelta perfetta. E grazie alla nostra Roberta. Adesso fermati un attimo, perché c'è la sigla dell'oroscopo, c'è il nostro Marco Amato, e allora andiamo in sigla. Buongiorno e ben trovato a Marco Amato, eccolo qui. Adesso, come sempre, parliamo di che cosa? Di gossip stamattina. C'è un po' di gossip, Marco, per te? Un po' di gossip, sì, dai. È un gossip un po' romantico, Angelo. Buongiorno e ben trovato. Allora, parliamo di una coppia che sta facendo parlare molto di sé. È in pandemia assolutamente con il ritmo astrologico, ma anche e soprattutto con la splendida luna in Capricorno che oggi splende nel cielo astrologico. Dunque, Kylian Mbappé e Esther Exposito, attrice lei, calciatore lui, una bellissima storia d'amore tra questi due bellissimi che si vedono comunque sulle piazze di alcune città abbastanza paparazzati e seguiti. Ebbene, funzionerà questa coppia? Si chiedono tutti. La risposta degli astri è sì, perché entrambi sono due Capricorno. Il Capricorno è un segno molto serio che in questo momento della sua vita sta vivendo una ritrovata morbidezza, proprio perché Saturno è in Ariete, e quindi si svecchia un po', si dinamizza, di nuovo più passionale e inquadratura sicuramente, ma accetta delle sfide che lo portano a stare meglio. Quindi su questa coppia ne vedremo delle belle e a lungo. Ricordo che il Capricorno, che ha indici saturniani nel tema natale, tende a essere durevole e instancabile nel tempo, e anche in amore c'è assolutamente una grande solidità. Allora, l'oroscopo di oggi vede la luna in Capricorno, come precedentemente detto. Per Ariete tutto questo può sembrare un pochino urticante a livello emotivo, invece il fatto che Plutone sia retrogrado in Capricorno da oggi gli toglie dei dubbi e l'Ariete va ancora più sicuro. Toro, per voi è una ritrovata leggerezza, sempre di più. Mercurio è nei vostri gradi zodiacali, quindi dialogate e pensate meglio. La forza del Sole e la sua energia è un Plutone che si spegne e non vi divora più di dubbi. Gemelli, per voi la bella Venere sta impazzando nel cielo astrologico, oggi un po' annoiata perché non forma aspetto con nessuno, una situazione di attesa sentimentale per i Gemelli. Cancro, per voi oggi la buona notizia è che il vostro Giove si sta caricando di energia nei vostri gradi, per cui tendete a espandervi sempre di più, e c'è qualcosa nella logistica che potrebbe cambiare la vostra casa, il vostro luogo di lavoro. Leone, oggi è una giornata in cui si spengono i dubbi di Plutone, tendete comunque a non fidarvi con Mercurio e il Sole, avete bisogno sempre di chiarezza.
o diffidenti come i gatti, ma del resto siete dei pelidi da combattimento, procederete comunque con meno incertezze. Vergine, per voi la luna oggi è magnifica, è un trigono bellissimo, i sentimenti per voi si accendono, nascono nuovi progetti, dialoghi e incontri, siete di nuovo sulla cresta dell'onda a livello comunicativo. Bilancia, per voi un po' meno, la luna in quadratura oggi vi obbliga a fare una riflessione su voi stessi, per cui centrate un po' meglio sull'autocritica. Scorpione, per voi una natura di una luna comunicativa, seppure sarcastica al punto giusto, che porta un bell'incontro a livello lavorativo. Oggi Sagittario, una visione molto più chiara delle cose. Plutone smette di irretirvi, la luna oggi parla di danari, per cui oggi sarete molto pratici. Capricorno, protagonisti dello zodiaco oggi, la luna splende nei vostri gradi, vi ammorbidisce e vi lascia andare ad un amore molto romantico. Acquario, più alleggerito perché il Plutone nei vostri gradi è retrogrado, quindi si smorza un po', meno ansia, ma anche per voi una certa magia di fascino che trapela nelle vostre parole. Pesci, per voi oggi è una giornata splendida, la luna è molto amica, la luna fa gioco di squadra e Mercurio e il Sole prospettano delle nuove aperture nella vostra vita a livello comunicativo e professionale. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo, ci vediamo domani. Grazie Marco, a domani. Adesso invece torniamo ai quotidiani e in questo segmento, come sempre, Lorena ci regala qualcosa di diverso rispetto alle notizie che abbiamo visto fino a poco fa. Sì, è una bellissima curiosità che riguarda l'Amerigo Vespucci, orgoglio italiano, anzi simbolo dell'italianità. Lo vediamo in questa foto sul Corriere della Sera ed è pronto a ripartire per un nuovo giro del mondo. Qua c'è l'intervista al comandante che dice: il mio sogno è portare tutti i 60 milioni di italiani a bordo di nave Vespucci. Naturalmente sarà difficile realizzare questo sogno, ma se non può portare gli italiani a bordo, porta la nave in giro per il mondo per farla conoscere e apprezzare anche agli italiani e ai loro discendenti, che vedono il Vespucci, rigorosamente si dice al maschile, tra i simboli dell'italianità. E infatti quando arriviamo nei porti, racconta il capitano, sentiamo sempre l'affetto dei nostri connazionali. C'è stato già il grande successo del Giro del Mondo 2023-2025 e poi una sosta in porto per dei lavori e adesso riparte per questo nuovo Giro del Mondo. Allora, in bocca al lupo ovviamente al Vespucci per questa nuova avventura. Ci fermiamo qui, grazie a Lorena Dolci che ci ha supportato oggi nella zona rassegna stampa, ma dobbiamo ringraziare anche Roberto Stramondo, Gaetano Marano e Graziano Picone in regia, con il supporto ovviamente anche del nostro autore Edoardo Sergi, e poi per la redazione oggi Giusy Lazzara. A tutti l'augurio di una buona giornata.